Venerdì 18 settembre alle 18, puntualissimo arriva il Papa al campo sportivo. Ad attenderlo un migliaio di giovani festanti. Quando si profila l'elicottero del Papa all'orizzonte, sale l'emozione. Si apre il portellone. I giovani intonano due canti in polacco che saranno una colonna sonora alla visita di Giovanni Paolo II. Opera speciale che significa questo è il giorno e Spolacchi. 100 anni posso più vivere per noi. Sceso dall'elicottero, Giovanni Paolo II abbraccia l'amico, Monsignor Alberto Maria Careggio. Poi, con la papamobile, sposta sorridente davanti agli stampi con i ragazzi nel trifugio. La papamobile incomincia il primo percorso cittadino, accanto al Papa il Vescovo. Ogni passaggio di Giovanni Paolo II è accompagnato da due ali di folla. La papamobile imbocca già la Tasman, svolta un corso d'ampio e si dirige verso il centro città. Costeggia Piazza Cavour, percorre l'ultimo tratto di corso d'Ante ed entra in via Vittorio Veneto. Effettua una campagna in piazza Matteotti. Poi si rimette in via Martiri della Liberazione. Percorre il Fiorito fino in fondo, gira in via Millo, poi imbocca viale Arata, dirigendosi verso piazza Nostra Signora dell'Orto, dove ad attenderlo ci sono le autorità. Alle 18:30, primo atto ufficiale della visita di Giovanni Paolo II. Il pontefice riceve il saluto del sindaco di Cadore, Vittorio Agostino, a nome di tutti i sindaci dei 25 comuni appartenenti al territorio della diocesi. E quello del ministro di Grazia e Giustizia, Giovanni Maria Flick, in rappresentanza del governo. Poi Giovanni Paolo II rivolge il primo saluto agli abitanti della diocesi che affollano la piazza. Cari fratelli e sorelle, vi sono grato dell'accoglienza che mi avete riservato in questa vostra bella città che si trova al centro, o per dir meglio, al cuore di Tigullio, un golfo rinomato in tutto il mondo per il suo mare, i suoi uliveti, le sue pinete, e soprattutto per la sua gente laboriosa e buona. Ringrazio particolarmente il signor Ministro di Grazia e Giustizia venuto in rappresentanza del governo e il signor Sindaco per le nobili espressioni di saluto che mi hanno rivolto, e tutte le altre autorità
Si rispecchia oggi la vostra comunità diocesana, la Chiesa elementare, si rispecchia in Maria come nel suo sublime modello, per lei guarda nella speranza di sentire applicata a sé le parole pronunciate quel giorno da Gesù.
Beato a te, credo di chiaro, che ascolti la parola di Dio e la ascolti. Ecco l'Eucaristia che è venuto tra voi, soprattutto per questo, per recarvi la parola salvifica del Vangelo e per aiutarvi in questa verifica. Verificare per rendere una ragione nel trovarmi oggi in mezzo a voi. Saluto con affetto il vostro vescovo, nostro Roberto Careggio, vi ho mandato per pastore lui che mi ha accompagnato sui sentieri di montagna. Perché posso accompagnarvi sui sentieri che portano verso il cielo. Aiutatelo ad essere per tutti voi una buona guida. Con lui abbraccia anche il vostro America, il vostro Daniele Vogliara. E tanto ha fatto in questo Gesù. Saluto cordialmente cardinale di Genova, a tutta la discopata Ligure. Saluto pure i vescovi ospiti e ringrazio per la loro presenza. Un speciale e caloroso saluto rivolgo ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, complimentandomi con loro per la generosità con cui svolgono il loro servizio ecclesiale senza badare a fatiche di altri. Il saluto si estende poi a tutti i laici impegnati, la cui preziosa collaborazione è indispensabile per l'attività pastorale nelle varie comunità. Un saluto deferente va poi alle autorità civili che ringrazio per la loro presenza a questa celebrazione. Il mio pensiero anche a quanti sono uniti a noi mediante la radio e la televisione. Per
questo in modo particolare agli anziani, agli ammalati che ci seguono dai loro cari. A tutti l'assicurazione di una speciale preghiera. Nella comunità di Chiavari, la Beata Vergine è particolarmente amata e venerata, con titolo di Nostra Signora dell'Orto. Maria è la patrona della diocesi, ma chi non conosce il bel santuario di Montalegro, sopra la Palma, anche là una celebre effigie evoca la spirituale presenza della Madre di Dio. Assai noto è pure il santuario di Verva, dedicato alla Madonna della Guardia. Secondo la lezione del Concilio Ecumenico Vaticano II, questo ricco patrimonio di pietà popolare mariana chiede di essere custodito e valorizzato, perché attraverso la Vergine Santissima possano trovarsi a loro agio in clima di famiglia. D'altra parte bisognerà non trascurare i molti anziani locali, i quali costituiscono un'inestimabile ricchezza umana e spirituale. La Beata Vergine Maria è la terra buona e feconda dove il seme della parola di Dio è stato accolto con fede ed ha portato il frutto messianico, benedizione salvifica per tutto il genere umano. La Chiesa si rispecchia in questo modello. Ogni comunità diocesana è paragonabile al giardino di cui parla il profeta Isaia. Giardino in cui germogliano molteplici carismi che manifestano l'azione della grazia e arricchiscono il popolo di Dio. Penso qui ai numerosi santi e beati di questa sera, questo Sant'Antonio Maria Gianelli e Santa Caterina Fieschi Adorno, i beati Alberto Baldassare da Chiavari, il beato del sacerdote Agostino Rastelli e la neobeata Brigida Morelli, fondatrice della Orsolina di Maria Immacolata. Ad essi si aggiungono alcuni venerabili e servi di Dio. Penso poi ai vari istituti di vita consacrata, femminili e maschili. Ed invito i giovani a conoscerli, perché
in qualcuno di essi, potrebbero trovare il carisma che corrisponda alla loro ricerca di significato e di donazione a Dio e ai fratelli. Penso anche alle associazioni, ai movimenti, alle comunità, ai gruppi radicali che offrono un contributo indispensabile alla missione della Chiesa, sia per la formazione che per l'animazione spirituale, caritativa, sociale e culturale. Invoco per ciascuna di queste realtà ecclesiali la forza dello Spirito Santo e la invito ad operare sempre in armonia con la pastorale diocesana secondo le indicazioni del Vescovo. Incoraggio a proseguire la già intensa azione di pastorale giovanile, formando i vicini e nello stesso tempo cercandoli lontani. Auguro un fruttuoso sviluppo alle tante iniziative antiche e nuove, tra le quali ricordo gli itinerari formativi della Chiesa Cattolica, la catechesi interparrocchiale per il sacramento della Chiesa e come pianta assai fiorente nel giardino della diocesi l'opera del villaggio delle ragazze. Invito a promuovere in modo sempre più organico e capillare la pastorale familiare, che ha un suo punto di riferimento nel centro di spiritualità Madonnina del Grano. La famiglia è elemento portante della vita sociale e solo lavorando molto e bene con le famiglie si può rinnovare il tessuto della comunità ecclesiale e la stessa società civile. Carissimi fratelli e sorelle di Chiamari, in questa solenne Eucaristia vi affido tutti alla Madre di Dio e della Chiesa. Ella sia sempre al centro della vostra comunità, come lo fu tra i primi secoli a Gerusalemme. Per sua intercessione, in questo secondo anno di preparazione immediata al Giubileo del 2000, invochiamo insieme una rinnovata effusione dello Spirito Santo su vostra giovane diocesi, perché ascolti sempre la parola di Dio e la metta in pratica e, oltre che di bellezza naturale,
sia sempre più ricca di fede, di speranza e di amore, come una sposa che si adorna di gioia. Beata te che richiamali, se saprai ascoltare la parola di Dio e ti sforzerai di osservare. Possa tu essere il giardino di cui parla il profeta Isaia. Il Signore Dio faccia germogliare in te la giustizia e questo ti valga la lode davanti a tutti i popoli. Sia lodato il Cristo. Al termine della messa, il Papa ripercorre lo stesso tragitto per rientrare in Episcopio. Sosta però davanti all'Istituto delle Gianandine e rivolge un saluto alle suore più anziane che lo attendono per strada. Giunto in Episcopio un fuori programma. Il pontefice sosta sul portone per benedire i bambini. Poi il pranzo con i vescovi. Nel pomeriggio, alle 16, la partenza dall'Episcopio, sotto il quale si accalcano i fedeli per il commiato. La Papa Mobile compie l'ultimo tragitto cittadino. Percorre piazza Nostra Signora dell'Orto in direzione mare, transitando sotto le finestre del seminario. Svolta in corso Assarotti, poi in corso Garibaldi. Si immette in via di Novizio, attraversa piazza Roma, imbocca corso Dante, costeggia piazza Cavour, scorre in via Battisti, effettua un tratto di corso Lavagna, uno di viale Gastaldi ed entra nel campo sportivo. I giovani sono ancora più numerosi e ancora più festanti del giorno prima. L'ultimo atto è il più commovente, anche per il vescovo, che accompagna il pontefice sino al portellone dell'elicottero. Qui Monsignor Alberto Maria Careggio riceve l'abbraccio filiale del Papa. L'elicottero bianco di Giovanni Paolo II indugia un attimo, poi si alza in volo qualche minuto dopo le 16:30, diretto verso Brescia. I ragazzi al campo sportivo continuano a cantare. L'emozione è tanta, perché io non ho mai visto il Papa. Come ti sembra? Bravo, molto. È una figura estremamente importante, ha un carisma incredibile, soprattutto per noi giovani, è veramente una persona fortissima. È la prima volta che vedi il Papa? Sei emozionata? Sì. Saluto con affetto il vostro vescovo
Monsignor Roberto Caleggio, vi ho mandato come pastore lui che mi ha accompagnato sui sentieri di montagna. Perché possa accompagnarvi sui sentieri che portano verso il cielo.